Ha visto una vittoria importante su un campo difficile, primi 30 minuti di dominio, poi vi hanno preso un po' le misure, è diventata una partita un po' sporca. Sì, è una partita avversario difficile perché è un avversario che insomma ha qualità e fisicità. Insomma, la prima partita fuori, per cui abbiamo fatto molto bene il primo tempo, penso per tutto il primo tempo. Sono quelle partite però in cui quando magari fai diciamo così bene poi devi avere anche la forza magari di fare almeno un altro gol per andare un po' più sul sicuro, poi dopo se no poi le partite cambiano un po', perché insomma gli avversari in campo tirano fuori anche il loro massimo, no? Profondo il massimo sforzo per cercare di rimetterla in partita, quindi è normale, sono stati ragazzi ancora molto più bravi perché portarla sull'1-0 poi alla fine con questa intensità è ancora più difficile. Ecco, forse questo è un po' il bicchiere mezzo vuoto, diciamo così, di questa vittoria, non essere riusciti a chiudere, anche perché di fatto poi le occasioni ci sono state. Sì, occasioni credo che ce ne siano state tante, poi anche alla fine anche il secondo tempo, però non lo chiamerei il bicchiere mezzo vuoto perché poi le partite di calcio sono queste, a volte se ne fanno di più, ma non è nemmeno facile poi andare a trovare la via del gol, quindi io mi prendo il mezzo pieno del fatto che anche a livello poi di squadra, di gruppo, a livello difensivo siamo stati consapevoli del risultato e l'abbiamo portato fino alla fine con grande voglia, spirito di sacrificio e qualità anche verso la fine. Insomma.